Noi riteniamo che questa scelta del governo sia una follia, infatti vediamo anche le posizioni prese sia da Zaia a livello regionale che da Salvini a livello nazionale di una totale contrarietà contro questo coprifuoco. Prima di tutto perché ormai non ha più senso parlare di coprifuoco alle 22 e due, dobbiamo pensare che ci sono interi settori che da oltre un anno non lavorano, pensiamo tutto al settore dello spettacolo, dei matrimoni, delle palestre, della ristorazione, e sicuramente non è gente che pretende la mancetta da parte del governo per stare zitta, è gente che chiede solamente di poter lavorare. E siccome oggi insomma c'è la possibilità di poter ritornare a lavorare, di riaprire in totale sicurezza, vorremmo capire qual è il motivo, soprattutto visto che ci accingiamo ad andare verso la bella stagione, di tenere ancora tutto chiuso oppure con aperture ridotte fino alle 22 di sera, creando anche un grande danno per tutto il comparto turistico, perché chi viene in Italia, chi viene nelle spiagge venete, se poi alle ore 22 deve rinchiudersi in camera? Non viene nessuno, a differenza di altri paesi come la Spagna, la Croazia e la Grecia, che stanno riaprendo in totale sicurezza, però senza più coprifuoco.